Sei un turista alla ricerca della città perfetta da visitare nel weekend o per una ricorrenza particolare? Quale sarà l'itinerario più spettacolare e la struttura più accogliente? Troverai parcheggio, potrai fare shopping, andare in bicicletta, spostarti comodamente con i mezzi pubblici, rilassarti in una spa? Come avete prenotato l'albergo? Attraverso Booking. Sì, abbiamo creato un account e l'abbiamo prenotato. I mezzi di trasporto sono molto comodi, noi siamo arrivate con il treno dalla stazione e alloggiamo vicino alla galleria. Una città magari può essere smart in base soprattutto a come si sviluppa con i turisti. Abbiamo tutto quello che ci vuole, c'è storia, abbiamo il lago vicino, c'è tutto, le montagne sono attaccate. Secondo me Verona è una città smart proprio perché permette anche il divertimento dei giovani, è una città anche pulita. Trovo che Verona sia molto accogliente, è perfetta per gli studenti. Io ci vivo da Dio, ci lavoro qua 5 minuti e è comodissimo. Navigare nel web significa lasciare tracce. Ogni utente è associato ad un profilo e ogni profilo, cercando o trovando, lascia dietro una scia preziosissima. Queste tracce sono dati. Chi possiede, controlla, utilizza i dati avrà successo. Nel commercio, nella vendita di beni, ma soprattutto nel turismo, dove il cliente si aspetta che il sogno si trasformi in realtà. L'era digitale, la rivoluzione digitale ha cambiato sia le dinamiche di prenotazione da parte dei consumatori, ma anche poi tutta l'organizzazione in quella che è la promozione. Il turismo tra l'altro ha l'opportunità di poter prevedere il mercato, perché le prenotazioni arrivano oggi per le date future, quindi l'opportunità è dotarsi di strumenti che permettono di poter monitorare il mercato in tempo reale, proprio perché le tariffe delle strutture possono cambiare anche per la singola data 3-4 volte al giorno. Chi ha interessi che ruotano intorno al turismo e all'accoglienza non solo alberghiera ha capito che mettersi in rete, pur in modalità riservata, diventa una necessità che conviene a tutti. Lo ha ben interpretato una BCC locale che si pone oggi come capofila del progetto Intour targato Icrea Banca. Un percorso di formazione, di sensibilizzazione per albergatori e per imprenditori del settore turistico che fa tappa a Verona e in tutta la meravigliosa provincia scaligera. Perché questo progetto Intour? Perché il Tour, il progetto sul turismo del credito cooperativo, mira a valorizzare i territori. La valorizzazione dei territori è uno degli obiettivi delle banche di credito cooperativo da sempre, una missione, da oltre 100 anni. E noi riteniamo che con il turismo oggi, dove si propone una destinazione, non più solo una camera d'albergo, sia un veicolo fondamentale per realizzare la nostra missione di credito cooperativo. Noi siamo banca locale, banca del territorio e noi non possiamo non essere vicini a questo mondo che sta crescendo negli ultimi anni in maniera importante e riesce veramente a costituire un elemento di crescita anche e di sviluppo del territorio stesso. Noi come banca non vogliamo solo finanziare lo sviluppo, fare solo finanziamenti sui progetti, ma proprio anche ai sensi dell'articolo 2 del nostro statuto vogliamo cercare di promuovere lo sviluppo, per cui siamo vicini agli operatori per cercare anche di indicare strade, anche cercare di collaborare, portare nuove piste di innovazione. E presto per tutti i soci e i clienti di Valpolicella Benacobanca un kit di prova per un anno per l'utilizzo di un software di ultima generazione per raccogliere, leggere, utilizzare i dati del territorio in modo che siano utili ad organizzare meglio attività, proposte, linea commerciale ed immagine. Ovviamente per ottimizzare le risorse e innalzare il reddito dell'impresa. Abbiamo avuto già nel 2018 diversi congressi che sono stati spostati grazie a questo strumento qua. Quindi abbiamo riempito praticamente delle settimane che diversamente si sarebbero sovrapposti e avrebbero creato difficoltà in città, creato confusione, prezzi alti e così via. Questo crea veramente anche voglia di fare anche da parte degli albergatori, voglia di mettersi in gioco, dare disponibilità, eccetera. Se si concentra tutto sempre in una settimana sola e poi si lasciano le 2 settimane prima e dopo libere, allora c'è qualcosa che non funziona. Cosa significa per Verona fare turismo in modo innovativo e soprattutto in rete?
Significa fare squadra prima di tutto. Farlo in modo innovativo significa che tutti devono lavorare in un'unica direzione, superando quelle che sono le problematiche dell'individualismo, perché mettendoci insieme effettivamente diventiamo una realtà organizzata. Oggi il mondo globalizzato è un mondo complesso, non possiamo sederci sugli allori dei successi di Verona e della sua provincia, che in questi ultimi anni hanno dato delle grandissime soddisfazioni a questo territorio, ma dobbiamo continuare a pensare a quello che c'è oltre l'ostacolo.